perché noi abbiamo un messaggio molto forte. Io l'ho detto molto seriamente, questo programma elaborato da noi ha un programma che strutturalmente garantisce un po' di credibilità sul territorio. Affrontiamo il tema dell'agricoltura, affrontiamo il tema del cimitero, dell'ambiente, affrontiamo tutti i temi possibili e immaginabili, dagli anziani alla scuola sicura, a tutti gli aspetti. Un altro aspetto volevo anche sottolineare ai candidati. Noi abbiamo anche sviluppato il tema con le donne, e questo è un tema che ieri ho detto al segretario del Partito Democratico, che per me è fondamentale e forte, anche perché non nascondiamoci che i partiti alla fine si combattono per l'emozione e per la coerenza. Noi abbiamo sottolineato ieri l'esigenza che noi abbiamo l'esigenza di valorizzare le donne, perché anche in prima battuta, se c'è la disponibilità di mettere a noi come movimento l'espressione della donna, noi siamo in condizione di esprimere la donna in squadra. Vogliamo anche, in mia proposta, perché l'Assemblea deve decidere, di decidere il capolista, io avevo pensato di mettere le 5 donne a seguire al secondo, terzo, quarto e quinto, e poi successivamente gli uomini, perché per le donne non devono essere rappresentate al momento di essere le donne che occupano un posto perché la legge elettorale porta, noi vogliamo valorizzare le donne come ruolo politico. E abbiamo scelto anche delle ragazze che hanno una classe di personalità, che rappresentano Morena, che è una ragazza con la prima laurea e la seconda laurea, che cerca di lavoro, che rappresenta un mondo vero di questa realtà. Ilenia è una ragazza che ha una sua esperienza dove vogliamo garantire questa città i diritti e doveri delle donne, anche delle donne in difficoltà. E vogliono essere tematiche molto serie. Abbiamo anche Elena Ridolfo come donna che è stato insegnante di scuola materna, quindi ha educato i bambini a diventare cittadini europei. Oggi in pensione ha un ruolo importante in questa città. Poi abbiamo grande rappresentanza anche di giovani del mondo della caccia, di artigiani,